Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Oggi si parla di un argomento molto diverso dal solito. Ultimamente ci siamo dedicati molto al mondo della finanza, ma oggi andiamo sicuramente sul marketing. In particolare, come avete già letto dal titolo, parliamo di Don Matteo, la fiction della Rai. Questa serie è molto interessante da analizzare per il successo che ha riscontrato sulle televisioni italiane. In passato ho letto un sacco di articoli che parlavano dello share veramente alto di questa trasmissione. Ma che cos'è lo share? Andiamo ad analizzarlo. Lo share è il rapporto percentuale tra quante persone stanno guardando una trasmissione e quante persone hanno accesa una TV in quel preciso momento. Quindi di tutte le persone con una TV accesa, quante sono sintonizzate su quella trasmissione. Questo è lo share. Facciamo un esempio banale. Se gli spettatori del TG1 sono 1 milione di persone e il totale delle persone che stanno guardando la TV è 10 milioni, lo share sarà del 10%. Quindi capite bene che più alta è la percentuale dello share, più c'è gradimento di quella trasmissione. Ora, dopo aver detto che cos'è lo share, veniamo a Don Matteo. I dati registrati negli ultimi anni sono assolutamente impressionanti. Prendo a riferimento i dati dell'ultima stagione per semplicità. La serata in cui sono andati in onda i primi 2 episodi di Don Matteo ha registrato 7 milioni e mezzo di ascoltatori sintonizzati su quel canale. 7 milioni e mezzo di spettatori in media. Lo share è stato di più del 30%, quindi più di una persona su 3 aveva la TV accesa per guardare Don Matteo. Ma la cosa più incredibile è il fatto che il format di questa serie non sia cambiato minimamente dalla prima stagione. C'è sempre un omicidio o un tentato omicidio e Don Matteo che cerca di risolvere il caso prima dei carabinieri. L'unica cosa ad essere mutata sono alcuni dei personaggi. E allora come mai ha tutto questo successo questa trasmissione? Successo che, attenzione, non è diminuito nel tempo, ma è addirittura aumentato. Proverò a dare delle spiegazioni che saranno completamente personali, però non prendetele per vere. In primis, il programma si trova su Rai 1. Rai 1 è sicuramente la principale TV italiana, quindi il collocamento di questa serie è sicuramente importante. Trovandosi su questo canale è molto probabile che lo trovi la fascia di popolazione più anziana. Pensandoci bene, gli anziani non sanno usare molto bene il televisore, quindi sicuramente tra tanti canali è molto probabile che finiscano sul primo. Infatti statisticamente la popolazione anziana non guarda mai o quasi mai i canali in doppia tripla cifra. Tuttavia questo non basta per giustificare questo successo enorme. C'è un aspetto che per noi spettatori giovani è assolutamente controproducente, ma che per il resto della popolazione è vitale. La trama è ripetitiva, è sempre uguale a se stessa e quindi è facile da seguire. Questo potrebbe essere un malus per noi giovani, però dobbiamo anche metterci nei panni di persone con un'età un po' più avanzata che fruiscono più facilmente di questo tipo di contenuti. Seguire un nuovo format o una nuova serie è molto più difficile per quella fascia di persone un po' più anziane di noi giovani, perché richiede uno sforzo mentale sostenuto. Guardare una trasmissione nella quale rispetto alla puntata precedente cambiano solo alcuni dettagli richiede una soglia dell'attenzione molto più bassa. Ed ecco che Don Matteo ha trovato la ricetta vincente. La chiave in fatto di marketing non è fare qualcosa che piaccia a tutti, ma fare qualcosa che piaccia al proprio target. È abbastanza ovvio che conciliare gli interessi dei giovani e quelli degli anziani sia abbastanza improbabile. Per questo trasmissioni come Don Matteo hanno fatto una scelta ben precisa in quanto a target, perché hanno pensato, bene, noi non abbiamo la pretesa di piacere a tutti. Chi è che guarda di più la TV? La popolazione anziana, perché noi siamo tutti su YouTube a guardare Vez Economy. Dico bene? Quindi facciamo un format che faccia contenta questa fetta di popolazione. Questa è la mia opinione sul perché Don Matteo ha riscosso così tanto successo. È una mia opinione, quindi magari non aggreditemi nei commenti. Siamo giunti anche alla fine di questo video. Io vi devo ringraziare un sacco per il supporto che mi date su Instagram. Instagram sta letteralmente esplodendo, quindi veramente grazie. Se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare like, condividere, commentare, iscrivervi, attivare la campanellina, le solite cose insomma. Nella descrizione ci sono un sacco di link che potete cliccare, c'è il mio gruppo Telegram, c'è la pagina Facebook, Twitter, ci sono un sacco di cose, quindi andate e cliccate, ma soprattutto tra poco appariranno delle schede. Guardate anche gli altri video che sono belli.